51esimo Vinitaly. Una delle parole d'ordine quest'anno è sostenibilità. Veneto Agricoltura ha portato una bella sperimentazione che sta facendo da tempo sui piwi, cioè sui vitigni resistenti ai funghi in particolare. Allora vediamo che cosa sta succedendo qui nello stand della Regione Veneto, vediamo quali sono i punti fondamentali di questa edizione di Vinitaly 2017. Sapete che già da Ministro io proponevo questa certificazione ambientale del vigneto e comunque dei vini. L'altro c'è da dire che io continuo a fare la richiesta al governo che vengano autorizzate le varietà resistenti. È bene che i cittadini sappiano che ci sono le viti che producono uva e poi fanno vino che sono resistenti e hanno bisogno di trattamenti zero in campagna. Allora, i vitigni resistenti sono delle varietà che sono state costituite tramite incrocio, quindi non hanno niente a che fare con un organismo modificato geneticamente, inserendo appunto tramite incrocio dei geni di resistenza a determinate malattie, principalmente peronospora e oidio, che la vitis vinifera, cioè che è la vite che noi generalmente consumiamo come vino, non posseggono, ma vengono prese da altri tipi del genere vitis, come le viti che noi conosciamo come americane e come le viti asiatiche per l'oidio. Oggi Veneto Agricoltura presenta proprio questa cosa dei piwi, proprio la sperimentazione sui vitigni resistenti. Sì, noi ne abbiamo 10 autorizzati in Veneto, siamo gli unici ad averli autorizzati. C'è da dire che però c'è una clausola a margine, c'è scritto non ammessi per i vini a denominazione, che vuol dire che si possono fare vini da tavola o IGT. Noi vorremmo fare le DOC e le DOCG. Pensi che questi vitigni sono autorizzati negli Stati Uniti, in Germania, in Cecoslovacchia, in Ungheria e non in Italia. E il che vuol dire che potremo avere i nostri vigneti senza trattamenti, quindi con minor impatto ambientale che sarebbe zero, minor dispendio economico e un rispetto dell'ambiente che sarebbe totale a 360 gradi. Si decidano ad autorizzarli come fanno gli altri paesi. E questa è l'innovazione di Veneto Agricoltura? Veneto Agricoltura è molto attenta in generale per quanto riguarda la sostenibilità. La presentazione che abbiamo fatto questa mattina del Piwi è sicuramente un elemento importante della sostenibilità, di come si può fare sostenibilità nel mondo vitivinicolo. Veneto Agricoltura partecipa a questi progetti da tempo, ci sono dei vigneti sperimentali, ci sono dei vini che già sono stati prodotti con questa tecnica, non stiamo parlando di modificazioni genetiche, stiamo parlando di incroci ibridi. Allora l'innovazione deve entrare forte in agricoltura, perché la sfida ormai sui mercati globali è chi fa le cose meglio, chi fa le cose bene e probabilmente anche a un prezzo concorrenziale. Assolutamente sì, il marchio Made in Italy e in particolare il marchio Veneto deve rappresentare questa qualità nel fare le cose bene, nell'essere sempre avanti, nel seguire le eccellenze, e Veneto Agricoltura, o come si chiama adesso l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, deve essere sempre a fianco di quelli che sono i progetti sulla sostenibilità in generale per quanto riguarda il settore primario, quindi parliamo di agroalimentare, parliamo di vitivinicolo, parliamo di agricolo. E pensi, siamo la quarta regione al mondo per esportazioni, con 2 miliardi di export solo di vini, il che significa che il 35% dell'export nazionale lo fa il Veneto. Abbiamo 30.000 aziende, 86.000 ettari, e quindi le novità quali sono? Sono quelle di continuare a investire nella qualità, nei nostri 53 vini autorizzati, e una grande novità è quella della certificazione ambientale del vigneto e del vino in generale. Arriva il Pinot Grigio. Pinot Grigio è una grande DOC, sono 24.000 ettari, 3 milioni di ettolitri, e dei 3 milioni di ettolitri noi ne produciamo più o meno il 55-56%. E l'altra parte di produzione è prodotta dal Friuli Venezia Giulia e dal Trentino Alto Adige. Anche qui una grande operazione che riprende un po' da un punto di vista identitario e anche normativo l'operazione fatta nel 2009 con il Prosecco. Ultima domanda, Presidente Zaia, quanto è importante l'agricoltura per il Veneto? Importantissima, perché il PIL agricolo delle 160.000 aziende agricole venete vale circa 6 miliardi di euro di fatturato. E detto questo, è un fatturato importante. Se poi dal prodotto agricolo lo portiamo all'agroindustria, alla trasformazione, ci accorgiamo già che il Veneto esporta 2 miliardi di euro di vini in giro per il mondo. Questo ci dà una dimensione di quanto ricco sia questo comparto e quanto debba essere sostenuto.
D'altra parte abbiamo anche per il mondo dell'impresa presentato in questo Vinitaly anche i nuovi strumenti finanziari, quindi noi oltre attualmente alla PAC, dove c'è stata una grande, qui c'era anche Phil Hogan in questi giorni, il ministro, c'erano tutti gli incontri con gli altri assessori, abbiamo lanciato questa sfida della nuova PAC a livello europeo, ma anche la gestione dei PSR, quindi dei fondi del piano di sviluppo rurale, ma allo stesso tempo lo strumenti finanziari nuovi che abbiamo costruito noi in Veneto come regione capofila insieme alle altre regioni per creare questo nuovo pacchetto di soldi e di investimenti. Saranno circa 300 milioni a disposizione delle aziende agricole, anche del nostro Veneto, che faranno da garanzia agli prestiti bancari, quindi sicuramente un'innovazione in più rispetto agli investimenti che noi avevamo portato avanti. Probabilmente l'agricoltura non è più quella di una volta, ma oggi dà altre opportunità. No, ma non è neanche più il tempo dei contributi a pioggia, non si possono aiutare a spot le nostre aziende. Le nostre aziende hanno bisogno di programmazione, di progettazione, ma di capire anche cosa può succedere fra un anno o 2 anni. Il contributo a spot, lo dice già il termine, insomma non consente una programmazione seria. Per cui questo volano 65 milioni, 240 milioni all'anno, grossa parte di questo all'agricoltura, può dare delle risposte, le sta dando in termini concreti alle nostre aziende. Insomma vedo che il collega Pan, quando va in assemblea con i nostri operatori e le nostre aziende, trova anche delle soddisfazioni, e non è facile per la politica in questo momento, quindi è un buon segno. Ecco, forse c'è bisogno di più innovazione in tutto il settore primario. Quello che serve a noi è che Veneto Agricoltura faccia da capofila la ricerca e questa ricerca venga portata nei campi direttamente, e questa è la loro mission, è la mission che noi abbiamo dato, altrimenti non avremmo fatto la nostra parte.